Ci sono degli altri tratti di porfido che vorremmo prendere in mano, mi viene in mente il porfido, quello tra San Leonardo e la Loggia dei Cavalieri, e anche Piazza Vittoria ha necessità di essere sistemata. Piano piano riusciremo a fare un po' tutto. Si gode Piazza Trentin finalmente riaperta al traffico, ma guarda già ai prossimi interventi. Il sindaco Mario Conte: la manutenzione del porfido in centro storico è una questione delicata, soprattutto in termini di sicurezza. In futuro si riprenderà in mano il tema dell'opportunità del transito degli autobus, ma l'introduzione dei minibus elettrici, dice, sta già dando buoni risultati in questo senso. Piazza Trentin riaperta dopo una primavera piovosa che ha impedito di velocizzare i lavori, ma i termini sono stati comunque rispettati. Ci tengo a sottolineare che sono stati realizzati anche i nuovi sottoservizi, quindi è stata messa giù la condotta per le fognature e il nuovo acquedotto prima di rifare il manto di pavimentazione in porfido. Sono stati regolamentati i parcheggi che prima erano abbastanza selvaggi, è stata ridisegnata la pista ciclabile che è monodirezionale, quindi attenzione al senso di marcia della pista ciclabile, ma soprattutto i lavori sono stati consegnati con 10 giorni d'anticipo rispetto ai tempi previsti. Riaperta al transito anche via Roggia, fondamentale, dice il sindaco, per non tagliare in due il centro e la zona della piazza, ma in tema di viabilità sono in corso delle riflessioni. Ci sono dei progetti, dei ragionamenti legati alla viabilità che però adesso sono abbastanza prematuri, anche perché sono in fase di studio delle soluzioni, soprattutto per migliorare l'accesso al PUT, che è fondamentale per migliorare la viabilità e cercare di limitare il traffico proprio nella circolazione esterna.